Buonasera, alle principali notizie. Ad Albstadt, in Germania, famiglia siciliana muore sotto le macerie dell'appartamento dove viveva, distrutto da una fuga di gas. Erano originari di Castellammare del Golfo, nel Trapanese. A Palermo, negoziante figlio di un centro commerciale, picchiati durante una rapina. Arrestati 2 minorenni scoperti, hanno aggredito a pugni e calci i titolari della rivendita. A Siracusa, benzina e fuoco contro un locale del mercato storico di Ortigia in fase di ristrutturazione. I titolari dicono: non capiamo il perché. Noi stiamo dalla parte dello Stato, parla Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, strangolato e sciolto nell'acido 30 anni fa dalla mafia. Calessi lanciati al galoppo in una gara clandestina a Camporotondo, in provincia di Catania, tutto ripreso dai droni della polizia. A Catania il caso del minore maltrattato finito sui social. Il comune avvia un'indagine interna su una passata segnalazione e istituisce un tavolo tecnico permanente per rafforzare il servizio di tutela sui minori. Calcio, il Catania domenica tornerà a giocare al Massimino contro la Cavese. In difesa Toscano recupera Allegretto. Antonini in crisi al Trapani Calcio, rimane solo l'obiettivo salvezza dopo la nuova penalizzazione di 7 punti per la Shark. Quella di domani sera con Trento potrebbe essere l'ultima partita in Serie A. Buonasera, eccoci dunque in Germania. Francesco Liparotto, la moglie Nancy e il figlio di appena 6 anni Brian di Castellammare del Golfo nel Trapanese sono morti sotto le macerie del loro appartamento distrutto da una fuga di gas. Sentiamo Laura Spanò. Giovedì mattina una delle vie di Albstadt in Germania è stata scossa da un violento boato seguito dal crollo di una delle abitazioni. Ad avere la peggio un intero nucleo familiare formato dal siciliano Francesco Liparotto, originario di Castellammare del Golfo, la moglie Nancy Garracca e il loro bambino di 6 anni Brian. A causare il crollo una probabile fuga di gas. Ci sono indagini in corso da parte delle autorità locali. Per la famiglia Liparotto nulla da fare nonostante l'arrivo immediato, raccontano i vicini di casa, dei soccorsi, dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine che per ore hanno lavorato nel tentativo di salvare Francesco, Nancy e Brian. Ai vigili del fuoco alla fine non è rimasto altro che mettere in sicurezza la zona ed eliminare eventuali pericoli per le abitazioni vicine. Francesco, nato a Castellammare del Golfo dove risiedono i genitori e i fratelli, viveva in Germania da circa 10 anni. Qui aveva costruito insieme a Nancy una vita fatta di lavoro, sacrifici e sogni, una giovane famiglia unita, ben inserita nella comunità locale. Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro, mentre Brian frequentava la scuola. Nulla lasciava presagire un epilogo tanto crudele. La notizia ha colpito profondamente tutta la comunità di Castellammare del Golfo, città con la quale Francesco aveva un forte legame. In agosto la famiglia era in vacanza in città, a novembre era tornata per il compleanno del fratello più piccolo di Francesco, attivamente impegnato nella consulta giovanile comunale. È una tragedia che ha colpito l'intera comunità castellammarese, davvero una grossa sofferenza aver appreso questa drammatica notizia che ha cominciato a circolare in paese ieri pomeriggio, e a mano che che venivano fuori i dettagli, la comunità era sempre più sconvolta. 2 minorenni compiono un furto in un negozio di un centro commerciale di Palermo, sono stati poi scoperti, però non esitano a picchiare il titolare e il figlio. Marco Gullà. Avevano appena rubato alcuni accendini all'interno di questo negozio nel centro commerciale Guadagna a Palermo. Quando sono stati scoperti, 2 ragazzini di 15 e 16 anni non hanno esitato a colpire alla testa il titolare e il figlio che era intervenuto in soccorso del padre. I carabinieri del nucleo radiomobile, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, sono riusciti a bloccare e arrestare i 2 rapinatori e denunciare un 19enne accusati di rapina impropria e lesioni personali aggravate. I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di un commerciante cinese ferito alla testa nel centro commerciale, ferito con calci e pugni anche il figlio. Uno degli impiegati del negozio ci racconta che il ragazzo dovrà essere operato dopo la brutale aggressione. Sì, soprattutto suo figlio che ha avuto un grande, ferito proprio nell'orecchio, si è rotto forse la timbra dell'orecchio, forse, e così ora è andato all'ospedale, forse addirittura ci
vuole una piccola operazione addirittura per curare, perché è stato rotto dentro il, come si chiama, vabbè, diciamo che sì, ora ancora si sente un po' male. Il GIP per i minorenni di Palermo ha convalidato l'arresto e disposto per i due l'obbligo di permanenza in casa. E c'è stato un incendio doloso in un locale dello storico mercato di Ortigia, siamo a Siracusa, visitato ogni giorno da centinaia di turisti. I titolari dell'esercizio dicono non ci sappiamo spiegare il perché. Sentiamo Francesco Loi. Siamo ancora in cerca di questo motivo, di una motivazione che possa rendere tale un gesto così. Non riescono a capire il perché. I titolari dello storico locale del mercato di Ortigia hanno subito un'intimidazione. Alle 2 del mattino qualcuno si è avvicinato qui, ha gettato benzina per poi dare fuoco, forse con un petardo, e pensare che a 2 passi c'è il commissariato. Le fiamme partono, per grazia di Dio l'intervento dei vigili del fuoco è stato molto celere e anche della polizia, dobbiamo dire. Per fortuna non ci sono stati danni ingenti. Non ci sono danni importanti, solamente un po' la tenda. La dinamica sarebbe stata ripresa da questa telecamera che si trova nella palazzina di fronte. Quelle del locale invece erano disattivate perché qui stavano per partire i lavori di ristrutturazione. Non vediamo il perché di una cosa di questo tipo, che è una cosa fatta in bello stile perché è un'intimidazione a tutti gli effetti. Avevano annunciato tutto con questo video appena qualche giorno fa. Primo fra tutto perché facciamo questa ristrutturazione, quindi ci troverete con un locale ristrutturato, diverso. Ingrandiremo. Adesso la polizia è al lavoro per dare un nome all'autore dell'intimidazione. In città comunque il clima è molto teso. Nelle ultime settimane diversi gli attentati di questo genere. Noi stiamo dalla parte dello Stato, ha detto Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, ucciso dalla mafia e sciolto nell'acido 30 anni fa. Sentiamo il servizio. Parto dalla vittoria di Giuseppe Di Matteo. E questa vittoria non la dichiaro io, ma la dichiara il suo carceriere negli atti che abbiamo potuto leggere e che sono in archivio della Commissione Antimafia. Perché il carceriere del piccolo Di Matteo dice: quel bambino ha sconfitto la mafia. È vero, il piccolo Giuseppe Di Matteo ha vinto la mafia, così come ha ribadito stamani a Custonaci davanti al murales dedicato a lui il presidente della Commissione Nazionale Antimafia, Chiara Colosimo, ricordando il 30° anniversario del suo brutale omicidio. Anche quest'anno Custonaci ha ricordato Giuseppe, rapito a 12 anni il 23 novembre 93 mentre si trovava in un maneggio di Villabante da uomini di Cosa Nostra e tenuto prigioniero 799 giorni. Il bambino l'11 gennaio 96 venne strangolato e sciolto nell'acido. Importante il messaggio del fratello di Giuseppe, Nicola. Con Giuseppe eravamo piccolini quando è successo quel fatto, eravamo sempre complici in tutto perché giocavamo insieme, stavamo insieme, avevamo anche dei battibecchi, però eravamo sempre complici, uniti. Potevamo avere una strada diversa da questa di oggi. Abbiamo scelto di stare dalla parte dello Stato e continueremo a stare dalla parte dello Stato perché è giusto così. Sarà imperdonabile da parte nostra sia per i carcerieri, sia per chi ha deciso di ucciderli, sia per anche faceva parte anche mio padre di questo. Protagonisti assoluti sono stati i bambini di tutte le scuole di Custonaci e San Vito Lo Capo. Questi ragazzi saranno il futuro, quindi loro possono scegliere da che parte stare. 2 calessi lanciati al galoppo in una gara clandestina in provincia di Catania, tutto ripreso dai droni della polizia. Simona Mazzone. Avevano organizzato una corsa clandestina di cavalli a Camporotondo e Tneo, la vedete in queste immagini diffuse dalla polizia che ha denunciato anche per maltrattamento di animali 15 persone, tutte della provincia di Messina. La gara alle prime luci dell'alba tra 2 fantini al comando di calessi trainati da cavalli, circondati da numerosi motorini ed auto che a folle corsa seguono i concorrenti. La zona è isolata, i poliziotti riescono comunque a intercettare la corsa utilizzando i droni. I fantini
circondati da numerosi scooter che suonano il clacson all'impazzata per sollecitare i cavalli. Tutta la carreggiata bloccata in un percorso di circa 2 chilometri, gran parte in salita. 2 grossi furgoni per il trasporto dei cavalli li seguono, sottoponendo a forte stress gli animali, anche a causa delle frustate subite. Arrivati gli agenti hanno bloccato la corsa, fermato i cavalli e identificato i fantini. Alcuni dei partecipanti alla corsa sono stati presi poco dopo. Uno di loro ha provato a far perdere le proprie tracce. Una volta fermato è stato trovato con quasi 5.000 euro in contanti e un pizzino con i nomi degli scommettitori. Tra i fermati anche 2 minorenni che avevano incitato i cavalli durante la corsa a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. I cavalli sequestrati e affidati a una ditta specializzata sono risultati 2 purosangue inglesi muniti di microchip. I 2 calessi e tutte le bardature inoltre avevano segni riconducibili a 2 scuderie del Messinese. Sulla vicenda c'è una nota della parlamentare Michela Brambilla, autrice della legge contro l'uccisione e il maltrattamento degli animali. Ai responsabili, ha dichiarato la Brambilla, saranno applicate le norme introdotte nel codice penale dalla legge che punisce chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa a queste competizioni e prevede, oltre ai casi di concorso, 3 aggravanti generiche se i fatti sono commessi alla presenza di minori nei confronti di più animali e se sono diffusi attraverso strumenti informatici e telematici. Adesso fingendosi finanzieri si sono presentati in casa di un'anziana di Palermo con la scusa di dover catalogare gioielli e preziosi. Così in 5 sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e a rubare tutto il contenuto, mettendo a segno un colpo da oltre 100.000 euro. Poi sono fuggiti. Sentiamo Simona Mazzona. Conoscevano bene quella donna e 5 uomini che si sono presentati nell'appartamento di una ultra ottantenne di Palermo fingendosi finanzieri. Sapevano che fosse da sola in casa e che avesse una cassaforte piena di gioielli, orologi e contanti. Il gruppo è riuscito a farsi aprire la porta nonostante la diffidenza iniziale dell'anziana, sostenendo di essere stati incaricati dal tribunale di effettuare un inventario dei suoi beni. Un colpo da oltre 100.000 euro messo a segno in via Empedocle Restivo. I 5 sedicenti ufficiali della Guardia di Finanza si sono presentati in casa della donna di mattina dopo una telefonata che anticipava la necessità di effettuare una sorta di catalogazione dei suoi preziosi. Carpita la sua fiducia, sono riusciti a farsi aprire la cassaforte e a svuotarla. Poi rapidamente si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. Appena l'ottantenne si è resa conto di ciò che era accaduto, ha chiamato il 112. Sul caso indaga la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per cercare tracce utili per risalire ai ladri. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza del palazzo e della zona. Adesso a Catania torniamo ad occuparci del caso del minore maltrattato, finito poi sui social. Il Comune avvia un'indagine interna su una passata segnalazione e istituisce un tavolo tecnico permanente per rafforzare il servizio di tutela sui minori. L'assessore Spoto dice: non ci nascondiamo dietro alcun alibi. Roberta Lunghi. Non intendiamo nasconderci dietro alcun alibi. Con queste parole l'assessora ai servizi sociali del Comune di Catania, Serena Spoto, annuncia l'avvio di una indagine conoscitiva interna sul caso del minore vittima di violenze familiari emerse la scorsa settimana dopo la diffusione di un video su TikTok. È documentato che già nel mese di luglio il bambino fosse stato trovato solo in strada e che a seguito di quell'episodio la procura minorile avesse disposto un monitoraggio. Un controllo che, secondo l'amministrazione comunale, non ha prodotto gli effetti attesi e sul quale ora si vuole fare piena luce. Stiamo verificando con estremo rigore perché quel monitoraggio non abbia funzionato e perché la situazione sia degenerata fino a questo punto. La cittadinanza ha il diritto di sapere, ha spiegato l'assessora. Parallelamente all'indagine interna, il Comune rafforza il sistema di tutela dei minori con l'istituzione di un tavolo tecnico permanente promosso in sintonia con il sindaco Trantino, un organismo operativo che coinvolgerà servizi sociali, scuole, sanità, autorità giudiziaria minorile ed enti del terzo settore. Il tavolo, che si riunirà già il 14 gennaio, avrà il compito di definire procedure vincolanti e ridurre drasticamente i tempi di intervento. L'obiettivo dichiarato è garantire risposte immediate a ogni segnalazione di disagio o maltrattamento, mettendo al centro il superiore interesse del minore. Potrebbe riaprire dopo oltre 20 anni la scuola Ginostra. Con l'anno scolastico 2026-27 una bambina residente nella frazione compirà 6 anni e avrà i requisiti per frequentare la scuola elementare.
La madre è casalinga e il padre fa lavori di muratura nel borgo di Stromboli. Ci fermiamo una breve pausa, poi ci occuperemo di influenza e case di comunità. A Caltanissetta un'infermiera è stata aggredita nel reparto di pneumologia dell'ospedale Sant'Elia dalla parente di un paziente che non voleva uscire dal reparto nonostante l'orario di visita fosse finito. Così la donna si è scagliata contro l'infermiera tirandole i capelli e graffiandole al volto. Adesso ci occupiamo dei pronto soccorso in Sicilia, ancora in ginocchio per i troppi accessi legati ai sintomi gravi dell'influenza. I medici invitano ad evitare di correre in ospedale senza reale urgenza e rivolgersi ai medici di base. Intanto restano ancora incomplete le case di comunità chiamate a rafforzare l'assistenza territoriale entro giugno. Roberta Lunghi. Febbre altissima e poco sensibile agli antipiretici, tosse persistente, polmoniti interstiziali. L'influenza stagionale continua a mandare in tilt il pronto soccorso di tutta l'isola, con un picco di disagi a Palermo. Al Policlinico varata una task force con 10 posti letto ricavati da altri reparti. Al cervello le code di malati hanno spinto Schifani a verificare il sistema che sembra non reggere. Dal canto loro i medici ospedaliari lanciano un appello. Non è che basta avere la febbre, un po' di tosse e andare al pronto soccorso, è sbagliato. Sicuramente si possono trovare persone con influenza, se uno l'influenza non ce l'ha, c'è il rischio che se la prenda proprio il pronto soccorso. E allora che fare? Quando i pazienti fragili si ritrovano incapaci di gestire l'incalzare dei sintomi, si impone intanto una telefonata e una visita al medico di base. Nel paese delle ipotesi possibili spunta il miraggio delle case di comunità, con gli hub operativi H24 come strutture principali, che forniscono assistenza primaria, attività specialistiche e diagnostica di base. Si tratta di luoghi intermedi tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale, pensati per evitare ricoveri inappropriati. La mappa di questi luoghi però in Sicilia è ancora incompleta. Sono 146, 22 sono stati attivati, abbiamo tempo fino al 30 giugno. A Catania è attiva, seppure al momento soggetta a lavori di adeguamento antincendio, la casa di comunità Hub Pilota del San Luigi. Ultimati i lavori delle case di comunità di Gran Michele e Mirabella, 3 dunque in totale sulle 29 previste sul territorio della provincia di Catania. Saranno 10 gli ospedali di comunità nel catanese con posti letto per eventuali degenze. L'accesso alle case di comunità è aperto a tutti i cittadini, che possono anche presentarsi autonomamente o essere indirizzati dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Questo dunque è ciò che sarà, ma il termine ultimo del 30 giugno è dietro l'angolo. Una breve pausa, poi ci fermiamo. La pagina dello sport, il Catania che si prepara domenica ad accogliere al Massimino la Cavese, e poi il momento difficilissimo delle squadre del Trapani, sia per il calcio sia per la pallacanestro. Eccoci al calcio, il Catania domenica tornerà a giocare al Massimino, avversario dei rossazzurri, la Cavese importante in difesa, il recupero di Allegretto. Marco Carli. Torna Allegretto e questa è una fonte di sollievo per Toscano, perché con la squalifica di Celli il tecnico sarebbe stato costretto a ridisegnare il reparto se non ci fosse stato il difensore ex Picerno, che ha fatto bene da quando è stato chiamato in causa e che dopo l'assenza di Foggia torna fra i disponibili. Toscano dovrebbe schierarlo a sinistra con Pieraccini a destra e Di Gennaro in mezzo. L'altro ritorno è quello di Lunetta dalla squalifica. Contro la Cavese dovrebbe essere fra i titolari, anche perché Bruzzaniti, fra piccoli risentimenti muscolari al polpaccio dell'ultima parte di esperienza con il Pineto e l'integrazione negli equilibri della nuova squadra, potrebbe essere lanciato con un minutaggio crescente in queste prime partite dell'anno e partirà dalla panchina con la Cavese. Mentre il pubblico, come sempre, risponde presente con dati di prevendita all'altezza di Catania, la società è sempre concentrata sul mercato. Stoppa va verso la San Benedettese e nel caso libererebbe uno slot per un esterno sinistro, mentre a centrocampo si lavora sempre su Giabua con l'alternativa Vallocchia. In difesa l'obiettivo numero 1 resta Miceli. Intanto, tutti concentrati sulla Cavese, al Massimino c'è la possibilità di riprendere subito a correre. Momento oltremodo difficile per le squadre trapanesi. Alla Trapani rimane solo l'obiettivo salvezza dopo i 7 punti di penalizzazione di ieri. Per la Trapani Shark, quella di domani sera con Trento potrebbe essere l'ultima partita in Serie A della squadra siciliana. Franco Cammarasana.
I 7 punti di penalizzazione in classifica inflitti ieri al Trapani e dal Tribunale federale, sommati agli 8 punti ricevuti nel mese di maggio, fanno sprofondare la squadra granata in fondo alla classifica, in piena zona play-out. Crollano definitivamente quindi le speranze di inserimento nella griglia dei play-off. Al momento l'unico obiettivo possibile rimane quello di tirarsi fuori dalla lotta a retrocessione, ed è con questa prospettiva che il Trapani domani affronta la difficile trasferta di Latina, peraltro in un momento in cui il calciomercato, dopo le partenze di Carriero, Negro e Ciotti, potrebbe far approdare in altre lidi giocatori importanti come Canotto, Fischnaller, Grandolfo, Di Noia, Giron, solo per citarne alcuni, rendendo ancora più difficile la permanenza in Serie C. In questo mese di gennaio, fra l'altro, il Trapani è atteso da un altro appuntamento con la giustizia sportiva. Giorno 22, infatti, il Tribunale federale dovrà occuparsi di un altro deferimento a carico della società granata. Tutto ciò in un clima di grande delusione negli ambienti sportivi trapanesi, soprattutto per quanto riguarda la squadra di pallacanestro. Quella in programma domani sera al Palasciarca contro l'Aquila Trento potrebbe essere infatti l'ultima partita in Serie A della squadra siciliana, dopo la rinuncia a giocare la partita con la Virtus Bologna e l'organico ridotto all'osso per la partenza di diversi giocatori. L'ANSA è stato trovato il corpo senza vita di Francesco Cavallaro di Priolo, siamo nel Siracusano, l'uomo era scomparso alcuni giorni fa ed è stato trovato senza vita nei pressi dell'ex stazione ferroviaria. A segnalare la scomparsa era stato il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, ed era stato attivato così il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.